Comandante, parliamo di questa stanza rosa con la collaborazione del Restore Optimis, una stanza, diceva lei, che purtroppo viene usata tantissime volte, oltre 100 sono state le occasioni in cui quest'anno, diciamo, è stata utilizzata. Sì, diceva la dottoressa che non finiremo mai di ringraziarla, ma a nome di tutta la comunità, perché questa stanza rappresenta un momento di crescita culturale e morale inimmaginabile. Abbiamo regalato a tutte le donne che soffrono, e sono tantissime, quest'anno sono state tantissime quelle che si sono rivolte a noi, che soffrono di violenza sì fisica ma soprattutto purtroppo anche psicologica, una violenza interminabile, una violenza che non ha pari in quelli che sono le mancanze di rispetto dei diritti umani. Siamo vicini a tutti coloro che soffrono, soprattutto in questo momento, e ringraziamo Sora Optimist per aver realizzato un angolo di pace e di serenità in cui poter condividere in una maniera differente, con un'apertura differente, dialogo e comunicazione verso chi soffre. Grazie. Sora Optimis. Per noi è un momento in cui vogliamo rilanciare l'impegno del club sulla tematica della violenza contro le donne. Lo stiamo facendo da 16 giorni e questa stanza esiste da parecchio tempo. L'ha realizzata la nostra past president Rosaria Leto. Oggi noi l'abbiamo ammodernata per quanto riguarda il software, ritenendo che fosse necessario comunque adeguarlo a nuove necessità. È una stanza che purtroppo funziona molto, e se da un lato siamo contente del suo funzionamento perché vuol dire che riusciamo ad entrare in contatto con tante vite che salviamo, dall'altra ci dà anche la misura di un fenomeno molto in espansione. Io ringrazio il colonnello Stingo per essere vicino a noi ed essere vicino alle donne che bisognano di questo intervento, con la esatta delicatezza che hanno i colori di questa stanza.